Ben ritrovati, siamo qui con il professor Andrea Riccardi, abbiamo raggiunto appunto qui a Roma e vorremmo un po' riprendere il discorso che in queste serate della settimana sociale si sta approfondendo e questa sera in particolare a proposito del desiderio di pace, il senso del confine, la logica del potere. L'altra sera, lunedì, il cardinale Zuppi, professore, ci ha un po' introdotti dentro il tema della pace, mettendo un po' in rilievo anche il tema dei cristiani divisi su come affrontare, per esempio, la guerra in Ucraina, qual è una via di pace dentro questa situazione. Anche qui vorremmo un po' porre a lei la domanda, insomma, no? Ci sono diverse prospettive in una guerra che sentiamo alle porte, sentiamo a casa nostra, sia perché si trova in Europa, sia perché nelle nostre case stiamo ospitando profughi provenienti dall'Ucraina, leggiamo negli occhi la loro preoccupazione, la loro fatica. Quindi come si risolve, come si abita, e in modo particolare da cristiani, dentro questo contesto conflittuale dell'Ucraina in questo momento? È giusto inviare armi? È giusto sospendere ogni conflitto? La preoccupazione del cardinale Zuppi dell'altra sera era quella di una fine della guerra che non sia necessariamente una vittoria, dove ci sono vincitori e inevitabilmente dei vinti. Quindi a quale prezzo ottenere una vittoria in questo senso? Quali sono dunque le vie di pace per abitare questo conflitto in Ucraina e dare una lettura che sia anche animata dai valori evangelici? Io la ringrazio di essere venuto qui e di permettermi di parlare agli amici e alle amiche di Vittorio Veneto che si sono radunati per questa settimana sociale. Avrei avuto piacere molto di partecipare e ci sarà un'occasione, io spero. E la ringrazio di essere venuto secondo il detto che se Maometto non va alla montagna va a Maometto, anzi viceversa. Non so chi è Maometto e chi è la montagna, anzi è venuto lei in ogni modo. Sono molto contento della domanda che mi ha posto perché è la domanda che abbiamo tutti dentro. Vorrei dire che finalmente il grido di dolore degli ucraini ha vinto la nostra sordità. Perché dobbiamo ammettere la nostra Europa è stata sorda alle grida di guerra. Penso alla guerra in Siria durata 12 anni, di fronte a cui non ho visto una manifestazione, non ho visto un intervento se non la parola del Papa. Perché dobbiamo dire che la Chiesa e il Papa mantengono forte questo senso doveroso dell'impegno per la pace. E noi dobbiamo approfondirlo e noi dobbiamo interrogarci. Come lei ha detto, non sono solo le immagini devastanti dell'Ucraina che ci interpellano, ma sono anche i profughi ucraini che noi abbiamo accolto nel nostro paese. E questa è una pagina che io voglio sottolineare perché nel male c'è anche qualche aspetto di bene. Questa Italia è un segno per me di fronte a chi dice che la generosità, la fede è smarrita nel nostro paese, sono segni da cui dovremmo ripartire questa accoglienza generosa. E anche la dimostrazione che accogliere gli stranieri, tra virgolette, non è così traumatico, ma è il futuro del nostro paese. Bene, quello che sta succedendo in Ucraina è drammatico. È un paese distrutto, più del 20% della popolazione fuori dal paese, una cifra quasi uguale profughi all'interno del paese, città distrutte, Kherson, nomi che oggi conosciamo, infrastrutture distrutte e anche queste immagini che vediamo di anziani terribili in case fredde, semidistrutte, soli, è veramente questo. Dobbiamo guardarlo e dobbiamo chiederci fino a quando questo può durare. Purtroppo dobbiamo dire che non sappiamo dare una risposta, perché questa guerra si sta eternizzando, senza vinti né vincitori. Il cardinale Zuppi auspica che ci sia un dialogo e una pace senza vinti né vincitori. Io dico che qui siamo senza vinti né vincitori, ma senza pace.
perché nel nostro tempo globale, con armi così temibili, con un investimento così forte, non ci sono vinti e non ci sono vincitori. E questo è un dramma soprattutto per il popolo ucraino, perché chi soffre è il popolo ucraino che ha subito questa terribile aggressione russa. Soffrono anche i ragazzi che muoiono in guerra. Si parla di 200.000 ragazzi russi e ragazzi ucraini che hanno perso la loro vita, e questo è un dramma. Sono morti quasi 1.000 bambini, non si hanno dati molto chiari. E allora la domanda è drammatica: cosa possiamo fare per la pace? Direi che questa guerra è una sconfitta del cristianesimo, in particolare è una sconfitta del cristianesimo d'Oriente, perché ucraini e russi nascono dallo stesso battesimo di russo. La stessa fede, la stessa spiritualità, la stessa gerarchia, la stessa gerarchia, erano gli stessi vescovi che poi ora si sono divisi, ma ora non sto a entrare nelle diverse giurisdizioni, non è questo il punto interessante. Quando nel 2014 il Papa disse russi e ucraini sono popoli fratelli della stessa fede, gli ucraini si dispiacquero un po' perché popoli fratelli ora è nella propaganda di Mosca, ma propaganda o non propaganda, se io e lei siamo fratelli, possiamo odiarci, ma sempre fratelli restiamo. Sono famiglie incrociate, paesi che sono cresciuti insieme, ma soprattutto è lo stesso ceppo di fede. Ma noi sentiamo che la Chiesa russa oggi parla di una aggressione occidentale alla civiltà russa, alla Santa Russia. E vediamo in Ucraina la Chiesa spaccata, la Chiesa autocefala, la Chiesa fedele al patriarcato di Mosca, ma oggi anche fedele all'Ucraina, la Chiesa greco-cattolica. E abbiamo visto il fallimento dell'ipotesi di una tregua di Natale. In 2 paesi cristiani, Dio mio, come sarebbe stata bella una tregua di Natale, perché la tregua di Natale fa assaporare la pace, capisce che si mostra che c'è un'altra via oltre che i combattimenti. Non c'è stata ed è stato un fallimento. Allora oggi ci chiediamo che cosa possiamo fare. La domanda che noi dobbiamo portarci dentro e non dobbiamo rassegnarci alla guerra. Questo è il punto, perché il sottile virus che entra dentro di noi è la rassegnazione alla guerra. Anche perché possiamo essere solidali, ma le guerre degli altri sono sempre le guerre degli altri, non sono le nostre. Purtroppo, dice Caracciolo sull'Imes. Sì, lei è stato anche Ministro per la cooperazione internazionale e anche per l'integrazione nel governo Monti dal 2011 al 2013, quindi anche dentro il mondo politico conosce un po' i meccanismi ed è inserito. Non so, le chiedo anche magari una valutazione proprio dal suo punto di vista, anche con la competenza politica che ha, una valutazione su come questi governi ultimi da Draghi a Meloni stanno affrontando un po' il tema della guerra, dell'invio di armi in Ucraina e dall'altro lato anche uno sguardo internazionale su quella eternalizzazione dei conflitti di cui parlava lei, che si sta vedendo in Siria, in Libia, in altre parti del mondo, dove sempre più, anche con l'intervento di forze internazionali, non si arriva a una soluzione di pace dove si instauri un governo che è capace di gettare ponti per il futuro, ma si eternalizza una situazione di conflitto. Dunque una valutazione sulle armi inviate all'Ucraina e uno sguardo più internazionale. Ma lei diceva che sono stato ministro, io non è che sono un politico, io sono stato un ministro strano perché sono stato l'unico ministro della storia repubblicana della cooperazione e dell'integrazione, della cooperazione con il sud del mondo e l'integrazione degli immigrati in Italia. Mi ha fatto molto piacere esserlo perché corrisponde a un'idea forte, a una visione. Forse proprio per questo non ci sono stati più ministri dell'integrazione e della cooperazione, non lo so ora. E il problema che lei pone è un problema molto grosso. Io credo che di fronte all'Ucraina, Ucraina vuol dire terra di confine. La valutazione che si può dare in un primo approccio è che si è investito molto sull'aspetto militare, si è investito
pochissimo sull'aspetto diplomatico. E questo secondo me è il primo grande problema. E si è investito pochissimo sull'aspetto diplomatico perché i ponti sono stati tagliati subito e la parola è stata lasciata alle armi e quindi l'invio delle armi. Che gli ucraini abbiano diritto alla resistenza, non c'è dubbio. Che questa resistenza vada appoggiata, non c'è dubbio. E qui vorrei dire che la resistenza ucraina è stata anche una grande sorpresa, prima di tutto per i russi. E direi che i russi hanno compattato l'identità ucraina, che poi non era così salda, con la loro aggressione brutale. Anche personalità russofone e filorusse si sono schierate con il governo di Kiev dopo questa aggressione brutale. Quindi questo è un fatto. Però il mio problema oggi è proprio il popolo ucraino e l'Ucraina. Come aiutarlo a uscire da questa situazione che lo sta divorando. E qui c'è l'importanza di un'azione diplomatica. Cina, Stati Uniti hanno un ruolo decisivo. L'Unione Europea mi sembra che alla fine non riesca a avere un ruolo decisivo e sia un po' a trazione. E questo dobbiamo dirlo purtroppo. E allora qui matura un senso di impotenza di noi cittadini, di noi cristiani. Che cosa possiamo fare noi? Cosa contiamo? Ma anche un paese come l'Italia, medio, che cosa conta? Io qui penso bisogna ragionare come cristiani e come cittadini. Credo che abbiamo fatto un errore a abbandonare una riflessione sulla pace, perché la pace è nostra e di noi cristiani. È nostra anche in mezzo alla guerra, la testimonianza di pace. I papi ce l'hanno insegnato nelle 2 guerre mondiali. Qui c'è bisogno di far crescere una cultura di pace. È morta la generazione che aveva conosciuto la Seconda Guerra Mondiale. I nostri vecchi odiavano la guerra perché la conoscevano. La mia generazione non ha conosciuto la guerra. Io sono nato nel 50. Sì, ho visto degli echi della guerra, i racconti, le case ancora distrutte, ma mio padre ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, è stato preso prigioniero in Albania, portato in Germania. Mio nonno ha fatto la Prima Guerra Mondiale, è stato preso prigioniero a Caporetto, portato in Germania. Io sono cresciuto con la pace, ma c'era una generazione accanto a me che ricordava la guerra, in particolare c'erano i testimoni della Shoah. Loro sanno che l'orrore della Shoah è avvenuto perché c'era una guerra mondiale. E oggi la guerra diventa un game. Quando noi prendiamo le memorie del principe Harris, non voglio fargli propaganda e non credo abbia bisogno perché mi sembra stia vendendo piuttosto bene, e lui dice: io ho ucciso 15-20 persone dall'elicottero, non so chi sono, quasi se ne vanta. È un gioco la guerra. Io credo che invece la guerra non è un gioco, la guerra è un orrore. Vediamo le immagini della Siria, vediamo Aleppo distrutta, vediamo Kiev. Ecco, noi abbiamo riabilitato la guerra come strumento per la soluzione dei conflitti. Lei ricordava giustamente, oltre alla Siria e la Libia, si potrebbe ricordare l'Iraq, l'Afghanistan e andiamo avanti, per non parlare del Congo e via dicendo. A questo punto io credo bisogna far crescere una cultura di pace. Far crescere una cultura di pace. Io, vede, mi interrompo un attimo, stavo riflettendo, ma perché per la guerra in Iraq all'inizio del secolo ci furono tante manifestazioni? Quella era una vecchia generazione ancora, erano i giovani di allora. Le bandiere della pace le esposte. Bandiere della pace esposte, che oggi sono diventate un po' tristi, un po' sporche, un po'... Perché ci fu quella fiammata? E Giovanni Paolo II, in un certo senso, era il leader di quel movimento, perché era un'altra generazione. Allora, per me bisogna far crescere la cultura della pace. E la cultura della pace si fa di conoscenza del mondo. Il mondo globale oggi è complicato.
ci vuole informazione, ci vuole cultura, ma se io amo mi informo, se mi interessa la sorte della Siria mi informo e l'informazione fa crescere la discussione, la comprensione. Quante persone io ho sentito dire mi ha fatto male, io in Medio Oriente non ci capisco niente, non mi interessa, ma ci devi capire, anche perché nel mondo contemporaneo tutto si contagia. Noi abbiamo anche paura del contagio della guerra dell'Ucraina e il contagio atomico. L'orologio che segna il pericolo atomico è quasi arrivato alla mezzanotte, l'ora X. E quindi la prima reazione, secondo me, deve essere quella, io sono contento che voi parliate di questo, perché è una crescita della cultura e del senso di responsabilità della pace. Le opinioni pubbliche pesano sui governi democratici e questo è un punto. Quindi, riprendendo un po', lei diceva il diritto della resistenza di fronte all'aggressione da parte del nemico, ma contestualizzato inevitabilmente dentro un contesto più ampio, che è quello di questa crescita culturale, della riflessione sulla pace, di cui stava parlando in modo appassionato. Crescita dell'impegno della diplomazia è quello che noi chiediamo ai governi e alle Nazioni Unite, che poverine sono un po' impallidite. Del resto un membro del Consiglio di sicurezza è in guerra, quindi non è che... Crescita della cultura della pace, e la cultura della pace cresce anche nella solidarietà verso i profughi, verso i rifugiati di qualunque paese, di qualunque religione, verso i poveri. Diceva Giovanni Paolo II, se vuoi la pace va incontro a un povero. E il terzo punto, come Chiesa, pregare per la pace. Bisogna pregare di più per la pace. Diceva Karl Barth, la nostra preghiera modifica le decisioni di Dio, diceva. La forza della preghiera. La preghiera è alla radice della pace. Io quando vado a messa e sento che nelle intenzioni domenicali di preghiera non c'è nemmeno il ricordo dell'Ucraina, ma dico, ma dove viviamo? Ma in che storia viviamo? In quale bolla viviamo? Io credo che ci vuole una grande preghiera della Chiesa che per la pace, come è importante questo e come questo può portare la pace oltre che educare la gente alla pace. Penso che questo è un altro aspetto molto importante. E poi c'è il sogno. Il sogno, io parlo di due figure. Sturzo. Don Sturzo era un realista, non era certo un utopista, un sessantottino, ma lui diceva il nostro sogno, il nostro progetto, non parlava di sogno, deve essere abolire la guerra, come è stata abolita la schiavitù. E Papa Francesco, nella Fratelli Tutti, ha una definizione della guerra che dovremmo imparare a memoria. La guerra è una sconfitta dell'umanità e via dicendo. Papa Francesco ha detto bisogna abolire la guerra, altrimenti la guerra abolirà noi. Ritorna in queste parole, anche quelle dette prima, il tema della rilevanza dei cattolici dentro questo contesto. Era un tema che veniva fuori anche lunedì sera con il cardinale Zuppi, su cui si era soffermato. Ed è un tema su cui i cattolici oggi si trovano divisi nel modo di interpretare l'intervento nella guerra in Ucraina, ma più a monte divisi su tante micro appartenenze e con un flebile senso di comunità oggi, come è la cultura anche occidentale che stiamo respirando, che ci porta verso un individualismo, diciamo, esasperato, no? Mentre lei citava appunto questa presenza dei cristiani, dei cattolici come fondamentale anche dentro il tema della pace, sia dal punto di vista spirituale, nella preghiera, sia dal punto di vista tecnico, la diplomazia, sia dal punto di vista culturale, nelle occasioni di approfondimento. Come interpreta lei il ruolo della rilevanza dei cattolici e come ritrovare un'unità dei cattolici attorno a questi temi fondamentali? Ma io qualche mese fa ho scritto sul Corriere a proposito dell'irrilevanza dei cattolici, che non è solo una colpa dei cattolici, ma come lei ben ha detto è il frutto di questo cambiamento climatico antropologico, dice il gran rabbino Jonathan Sacks, rabbino di Gran Bretagna, ora scomparso,
questo passaggio dal noi all'io, e tutti noi si sono logorati, la famiglia, i partiti. Dove sono i partiti che abbiamo conosciuto sul territorio con un dibattito interno? Cioè, è la Chiesa, perché la Chiesa è un noi. Forse è un noi, uno dei noi che resiste, anche se rischia di rinchiudersi nella propria bolla autoreferenziale. Allora, i cattolici sono divisi. Io non credo che si può auspicare un'opinione politica, un orientamento politico comune ai cattolici, ma certo la nostra unità, il nostro noi, deve passare attraverso una cultura che germina dalla liturgia, dalla fede, dall'incontro coi poveri, e la guerra è la madre di tutte le povertà. La guerra è generatrice di poveri in maniera incredibile, anche i ricchi divengono poveri. E qui io credo noi dobbiamo accettare la sfida della rilevanza, perché la rilevanza è azione e profezia. E oggi la profezia non è come si interpretava nel post-concilio denunciare e gridare, ma la profezia è un'immaginazione alternativa, cioè immaginare qualcosa di diverso, è dire al popolo esule tornerai a Gerusalemme. E l'immaginazione alternativa oggi si chiama pace, che sembra veramente una cosa immaginaria, ma deve essere la realtà. Allora io credo che noi dobbiamo accettare la sfida della rilevanza, che poi è la sfida della concretezza, non è la sfida del potere. Ma io vorrei dire, anche nel Vangelo si parla di potere, exousia, ed è il potere di Gesù di guarire, di far del bene, di scacciare i demoni. E quanti demoni ci sono in questa guerra e in questo tempo. Allora io credo accettare il potere, accettare la rilevanza per amore della pace, per amore dei poveri, per amore dei più deboli, per amore di una società più fraterna. E in questo senso noi possiamo essere servitori, ispiratori, anche leader, operai, diciamo, di questo discorso. E vede, noi parliamo molto dei problemi della Chiesa. Diciamo che dopo il Covid anche la presenza a messa è calata, la società è secolarizzata, ma guardiamo le cose da un altro punto di vista. Innanzitutto la Chiesa non sono solo quelli che si radunano per l'Eucaristia domenicale, è una visione, mi scusi, troppo da sociologia dei numeri. Io credo che, e mi capita nella mia esperienza, c'è tanta gente sensibile o a un discorso religioso o in ricerca, o che ha voglia di fare qualcosa o di dare qualcosa, o che per esempio è interessata a un discorso sulla fede, e anche l'attenzione ai sacerdoti, perché noi diciamo in questo nostro tempo per tanti motivi i sacerdoti sono screditati, ma direbbe Zuppi sì e no, perché io mi rendo conto che per esempio verso i ministri della Chiesa, anche i vescovi, il Papa, per non dire il Papa, c'è una grande attenzione da parte della gente. Allora ci sono grandi spazi, forse ci siamo anche impigriti, forse abbiamo coltivato troppo l'impotenza e siamo divenuti pigri, ma questa guerra che sconvolge l'Ucraina e che tocca così intimamente all'Europa, l'Europa non è un appello? Riprendiamo a proposito di questi temi di rilevanza cristiana, quel filone che prima abbiamo un po' trascurato perché ci siamo concentrati su altro, dello sguardo geopolitico internazionale, e qui vengo alla comunità di Sant'Egidio di cui lei è fondatore. Pare che questa comunità di Sant'Egidio sia efficace anche laddove nel mondo è chiamata ad essere costruttrice di pace, no? E lo collegherei anche al senso con cui Papa Francesco usa, tra virgolette, i suoi viaggi internazionali in chiave geopolitica, mettendo in evidenza soprattutto quei paesi, l'ultimo viaggio in Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, mettendo sotto i riflettori in realtà
di conflitto per certi aspetti e di grandi povertà. Quindi il Papa da un lato, la comunità di Sant'Egidio dall'altro, come riuscite ad essere efficaci dentro questa costruzione di pace internazionale? Lei non mi propone una domanda, mi propone l'indice di un libro. Però risponderò brevemente perché non voglio debordare in tutta la settimana sociale o accettare dei tagli arbitrari che lei mi farà. Però la comunità di Sant'Egidio è arrivata a occuparsi della pace partendo dal Mozambico, facevamo cooperazione, un paese in guerra, e ci rendemmo conto che senza la pace non era possibile aiutare quel paese che veniva divorato dalla guerra. E facemmo a Sant'Egidio per 2 anni e mezzo, eravamo mediatori io, Zuppi, un rappresentante del governo italiano, un vescovo mozambicano, una lunga trattativa di pace tra governo e guerriglia, una guerra che ha fatto 1 milione di morti. Allora servire la pace con pazienza, con realismo, perché io le ho detto il sogno della pace, ma i sogni vanno accompagnati a un realismo quotidiano fedele e costruttivo. Cioè, io credo molto a questo, che bisogna avere grandi sogni, bisogna avere visioni, ma poi bisogna provare a realizzarle in un percorso. E così fu la pace firmata 30 anni fa, nel 92, a Roma, a Sant'Egidio in Mozambico. Ancora continuiamo a lavorare per la pace, per esempio in Sud Sudan. Il Papa durante la sua visita in Sud Sudan ha ricevuto i nostri che lavorano su questo, anzi il Presidente ha annunciato che tornerà al tavolo delle trattative in omaggio alla visita del Papa. Io credo che il Papa è un grande uomo di pace. Bisogna leggere la Fratelli Tutti anche come un'enciclica sulla pace. E le cose che ha detto in Congo sono particolarmente importanti: corruzione e guerra. Noi abbiamo avuto un nostro fratello di Sant'Egidio che si chiama Floribert, non ancora 30enne, il Papa l'ha citato nel suo discorso, che era direttore della dogana tra il Ruanda e il Congo in Kivu, era tutto contento, assunto da poco, si stava per sposare, eccetera, eccetera, e gli hanno proposto di far passare un carico di riso avariato. Lui ha detto di no, gli hanno fatto presente che ci sarebbe stato un compenso, come sempre, era la tradizione. Lui ha detto di no e al terzo no è scomparso ed è stato trovato ucciso in maniera orribile. Il no alla corruzione, ora è in corso il processo di beatificazione, il no alla corruzione per martirio per la giustizia. Il no alla corruzione è un sì alla pace, perché il Congo è divorato dalla corruzione, dalla voracità straniera, dalla partigianeria, dall'etnicismo, ma è un paese grandissimo. La chiesa in Congo è una grande chiesa, ha visto lei la gente per strada, ma dove il cristianesimo è morto? Ma poi è una chiesa che ha anche un livello culturale, pastorale, facoltà teologiche. Il Cardinal Fridolin di Kinshasa è una grande personalità, è un cristianesimo vivo. Invece abbiamo visto un cristianesimo molto sofferente in Sud Sudan. No, il Papa parla di pace. Grazie a Dio il nostro tempo, diciamo dall'inizio del Novecento, ha avuto la grazia di questa crescita del ministero di pace del Papa. Questo si inserisce nella geopolitica, perché pace non è un'esortazione generica. Bisogna sporcarsi le mani, costruire vie di pace, intervenire. Io potrei dimostrare quanto, lo dimostro sul Sudan, quanto gli interventi del Papa non siano buone parole, ma abbiano un valore, diciamo, possano avere una ricaduta. Io credo che la Chiesa ha un grande ministero di pace. Per questo dobbiamo conoscere la storia, la geopolitica. Diceva Dossetti a un gruppo di preti: leggete ogni giorno un po' di pagine di un buon libro di storia, perché noi dobbiamo vivere nella storia. Io credo che questo noi dobbiamo conoscere.
ed essere in questo, come diceva Clemente d'Alessandria, eirenikon genos, un popolo pacifico. Bergoglio a Buenos Aires disse a Sant'Egidio: voi siete mediatori e non intermediari, perché l'intermediario di pace vuole guadagnare qualcosa, il mediatore paga del suo e ci mette. Io credo che noi abbiamo una grande missione in questo momento e che questo è il tempo della pace, il tempo della Chiesa, una pace nel mondo, ma anche una pace sociale, una pace in Europa, e poi pace e ricostruzione del noi, perché, me lo lasci dire, l'ipernazionalismo è un'iperfettazione dell'io. Diceva il mio vecchio amico Anastasio d'Albania, arcivescovo ortodosso, 92 anni, il contrario della pace non è la guerra, ma è l'egocentrismo. Grazie professore, un'ultima domanda per concludere. Mai sazio. Soltanto per concludere, anche perché l'intervista che stiamo facendo la proporremo in modo integrale, quindi senza tagli, anche per approfittare di questa mi dà garanzie. Sì. Per approfittare anche di questa sapienza che è frutto anche di tutti gli anni del suo impegno. Cito Fratelli Tutti, come ha fatto lei quest'ultima battuta, numero 100. Il futuro non è monocromatico, dice Papa Francesco, ma se abbiamo il coraggio è possibile guardarlo nella varietà e nella diversità degli apporti che ciascuno può dare. Quanto ha bisogno la nostra famiglia umana di imparare a vivere insieme in armonia e pace senza che dobbiamo essere tutti uguali. E altrove, sempre in Fratelli Tutti, Papa Francesco parla di architettura della pace, l'aspetto più istituzionale, diplomatico, ma anche di artigianato della pace, quello che ciascuno potrebbe fare per essere costruttore di pace. E dunque le chiedo, così come battuta conclusiva, certo abbiamo parlato di pace, di geopolitica eccetera, ma c'è una valorizzazione delle diversità che è disponibile a tutti, c'è una costruzione di pace che passa attraverso il nostro quotidiano, nel mettere insieme, valorizzandole, le diversità, ma dentro quel noi che crea unità fondamentale. No, io la ringrazio per questa domanda perché mi fa concludere sempre nella prospettiva della visione. Innanzitutto noi siamo eirenikon genos. Io credo che tutti, a partire dai nostri bambini che possono scrivere, sognare, agli anziani, non buttiamo via anche le forze degli anziani, sono e possono essere artigiani di pace in senso concreto, perché tutti abbiamo bisogno, dobbiamo pregare, ma anche c'è bisogno di fare per non rassegnarsi. Poter fare qualcosa per gli altri è un modo di partecipare anche a distanza. Naturalmente il futuro non sarà, la pace non sarà monocromatica. Io sono nato in un'Italia in cui eravamo tutti bianchi, tutti italiani, tutti cattolici. Io mi ricordo quando a Roma, la città più cosmopolita d'Italia, passavano i seminaristi del collegio urbano, mia nonna che mi portava in giro e diceva guardi i negretti, io dico oggi quando vado in certi paesi europei come la Polonia dico ma qui c'è qualcosa che non mi funziona perché siamo tutti bianchi. Ecco, io credo che il futuro sarà una civiltà del convivere. Crescere come civiltà del convivere tra diversi c'è un grande compito della Chiesa, ma la Chiesa ha fatto questo. Se noi pensiamo ai padri, a Gregorio Magno, quando l'Italia veniva invasa dai barbari, non è che ora voglio paragonare ai barbari, che creò questa osmosi attraverso la Chiesa e anche il grande nome di Roma come civiltà, cioè ci vuole una creatività. E lo Spirito Santo è creatività. E poi questa arte tikkun, dicono gli ebrei, di riparare il tessuto umano, di farlo crescere ogni giorno. C'è bisogno delle mani di ognuno e in questo senso siamo popolo regale, costruiamo anche un popolo, una nazione, come diceva lei e come dice il Papa, non monocromatica. Grazie professore. Grazie a lei e saluti agli amici Vittorio Veneto e buon lavoro. Grazie anche per queste parole che dicono una fede incarnata, vissuta e quindi testimoniata. Grazie. Grazie.